Molti poeti dialettali, satirici, berneschi, eccetera, eccetera, spesso hanno la disgrazia di nascere, di trovarsi in nuclei familiari prevenuti nei confronti della loro arte e del loro animo. Basti pensare ad esempio il caso di Dino Campana, il famoso poeta italiano, l'autore dei canti orfici, che come nemica per eccellenza aveva sua madre, che considerava la poesia una specie di opera del demonio. Per fortuna non è il caso del noto poeta estemporaneo del primo Novecento, Antonio Andrea Cuca. Infatti ho scoperto già da tempo che fortunatamente i suoi consanguinei, se non tutti alcuni, hanno giustamente una grande considerazione verso questo mito. Ormai possiamo considerare Cuca un vero e proprio mito dopo la realizzazione di questo libro, che raccoglie 25 anni di premio in suo onore. Il mio seppur modesto documentario, uscito proprio quest'anno, all'inizio dell'anno, numerosi articoli di cui sono stato artefice, ma non solo io mi sono occupato di Antonio Andrea, ma diversi studiosi che per questioni di tempo ora non elenco. La cosa più interessante stamattina è questa, che nei giorni scorsi il caso, o il buon Dio, mi ha fatto un buon regalo. Mentre mi recavo a fare la spesa in prossimità di via Europa a Orsi, si è fermata una macchina. Io pensavo che fosse un poliziotto in borghese che mi volesse portare via, invece evidentemente la persona è anche fisionomista. È sceso un gentiluomo il quale mi ha quasi abbracciato dicendomi che era il nipote del famoso Antonio Andrea Cuca. Io sono rimasto basito ed emozionato perché insomma non capita tutti i giorni di avere estimatori così preziosi. Il signore si chiama Vittorio, ha 4 figli, uno di questi si chiama Danilo, ha solo 25 anni e nutre per il suo illustre antenato una grande venerazione. Ha espresso il desiderio di conoscermi, visto che del suo antenato, del suo bisnonno mi sono occupato ripetutamente, e quindi stamattina abbiamo pensato di approfittare della bellezza di questo parco, il parco di Fundone, che sta diventando la mia piccola cinecittà insieme alla chiesa di Santa Vittoria, e adesso per alcuni minuti sonderemo il terreno, cercheremo di capire, di ascoltare l'opinione di Danilo, che è seduto qui vicino. Intanto vi faccio dono di questo libro dedicatorio e mi siedo accanto a lui. Non ho preparato nulla, quindi farò come fa il Papa, a braccio, insomma, non parlerò a braccio. Allora, mi sembra ovvio, anche perché mi colpisce la sua giovane età. I giovani di oggi purtroppo, molti di essi, sono stati divorati dal consumismo. Lui, mi chiedo come abbia fatto a cavarsela. Poiché anche da questo punto di vista per me costituisce un miracolo, lo intervisto anche in quanto miracolo. Quindi pongo a Danilo questa domanda, che è di una banalità sconcertante, ma ci aiuta a capire immediatamente anche la sua psicologia. Ecco Danilo, quando hai sentito parlare, no, per la prima volta di questo tuo bisnonno,
Quando e come, e da chi soprattutto? Grazie per la domanda, William. Intanto volevo ringraziarti per il libro soprattutto. Dov'era? Io ero un ragazzino quando sentii parlare per la prima volta di Antonio Andrea Cucca e fu mio padre, appunto, Vittorio, chiamato Vittorino dagli amici. Che ho conosciuto l'altro giorno. Esatto, mi portò a vedere la piazza a Ossi, Ah. che è stata dedicata proprio al poeta sardo. Io lessi il nome sul cartello della piazza, A. Cucca, e mi stupì, quindi chiesi ulteriori informazioni. E lui mi disse: guarda, questo è tuo bisnonno, che è stato uno dei più grandi poeti improvvisatori della Sardegna. E rimasi colpito perché fu la prima volta che qualcuno mi parlò di questo personaggio, non ne avevo sentito parlare. Così che poi successivamente la mia curiosità crebbe man mano negli anni, soprattutto perché da ragazzino, insomma, la mia visione che poteva essere era limitata, mentre crescendo, sempre informandomi di più, ampliavo questa mia conoscenza di questo poeta sardo. Ecco, so che tu conosci ad esempio dei dettagli della vita, insomma, di questo bisnonno, oppure ciò che sai l'hai scoperto, a parte tuo padre, successivamente leggendo qualcosa, vedendo... Sì, guarda, in realtà in famiglia si sa relativamente poco, forse perché sono state tramandate magari oralmente alcune informazioni, è stato difficile scavare, ma devo dire, grazie al tuo lavoro che ho potuto apprezzare davvero una quantità di informazioni che prima ignoravo su di lui. So che anche tu ami l'espressione, ami la comunicazione, certo differente rispetto a quella che ha coltivato con maestria rara il tuo bisnonno. So che sei un aspirante scrittore, hai pubblicato credo già un'opera, Sì. quindi come si dice buon sangue non mente, insomma. Ecco, quando ti sei scoperto scrittore, e che progetti hai per il futuro? Insomma. Guarda, inconsciamente ti racconto questo aneddoto relativo alle scuole, all'epoca scolastica. Sai, quando si fa un tema di italiano, generalmente ai ragazzi viene detto prima scrivi la brutta, dopodiché scrivi la bella. Facendo riferimento un po' a quella che era l'estemporaneità di Antonio Andrea Cucca, io non ho mai fatto la brutta a scuola, facevo sempre direttamente la bella. Quindi l'estemporaneità è una costante del... Esatto, quindi se vogliamo inconsciamente stavo già sviluppando qualcosa, qualche tratto genetico di Antonio Andrea Cucca. Poi, come hai detto tu, sì, ho sfruttato l'ultimo periodo, quella della recente pandemia da Covid, sì. avendo molto tempo libero, mi sono buttato nel realizzare questo sogno nel cassetto che avevo da tanto e quindi ho scritto un romanzo per ragazzi come, diciamo, esperimento, come apripista per sperimentare un po' le mie capacità, ovviamente a livello alle prime armi, possiamo dire, di scrittura, e quindi ho fatto questo romanzo che si chiama Mille abbracci, che ha dietro di sé poi un concetto particolare di abbraccio. Ma è un'opera di carattere pedagogico? No, è un racconto, proprio un romanzo, parla di due ragazzi, dove però il concetto di abbraccio viene un po' spiegato con sfumature, se vogliamo, anche poetiche, perché io spiego nel libro che per abbraccio non intendo semplicemente quello dato con le braccia, ma è un concetto un po' più ampio, quindi lo sviluppo sotto tante sfaccettature. Però è in prosa, quindi è un racconto in prosa, non in rime, ecco. Non in poesia. Non in poesia. Ascolta, tu vivi a Pavia, però hai passato i primi anni della tua vita a Tissi? Sì, fino a 5 anni, fino a 5 anni. avevo 5 anni, sì. Approfittiamo a proposito di ricordarti, non so se lo sai, che Tissi è una fucina di poeti a tavolino soprattutto. Stranamente non ha avuto o pochi o quasi nessun poeta estemporaneo, così mi hanno confermato alcuni anziani di quella piccola comunità. A Pavia, dove tu abiti, c'è una tradizione
poetica estemporanea, oppure la ritroviamo in Toscana, in Corsica, in Sardegna, cosa mi puoi dire? Guarda, a Pavia non ho notizia di poeti estemporanei. Credo che sia proprio una peculiarità di Ossi in particolare, ma di tutta la Sardegna. Sì, sì. È una particolarità della poesia che è poco conosciuta in continente, diciamo. Sì, è vero, è proprio una peculiarità. Infatti il poeta sardo per antonomasia ci ricordavano gli studiosi Michelangelo Pira e Manlio Brigaglia, sono proprio i poeti estemporanei, sono d'accordo con loro. Ho saputo l'altro giorno, conoscendoti, che tu hai fatto una cosa molto interessante, in attesa di altre cose interessanti relative al tuo bisnonno, che è una pagina su Wikipedia, insomma. Sì, Ecco, raccontami come ti è nata l'idea. cercando appunto informazioni sul poeta Antonio Andrea Cucca su internet, mi resi conto che mancava una pagina su Wikipedia. Essendo Wikipedia un'enciclopedia libera in cui, Sì, sì. seguendo delle regole ben precise, chiunque può apportare la propria conoscenza, ho avuto questa iniziativa di creare la sua pagina su Wikipedia in modo che chiunque cercasse il suo nome su Google trovasse immediatamente alcune informazioni su di lui. E vorrei, ecco, nel tempo, anche grazie al libro che mi hai regalato, apportare sempre più conoscenze, Sì, più sì, sì. contributi a questa pagina. Ti puoi attingere anche dai miei modesti articoli, È vero. in cui ci sono diverse informazioni di carattere artistico, ma anche biografico. Tuo nonno è ricordato come poeta estemporaneo, giustamente, ma io lo ricordo, intanto senza piaggeria ti voglio dire una cosa, mi è stato chiesto chi è il mio poeta preferito a livello regionale, io ho sempre detto Antonio Andrea Cucca, perché la sua storia eroica, la storia di un uomo che sembrava, come dire, condannato all'oblio dopo il primo vagito, invece poi riuscito con grande coraggio, con grande determinazione, grazie anche al suo mentore, un poeta antico, Paolo Casula, che l'ha indirizzato verso alti ideali, Certo. è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell'ambito delle gare. Ma io ho scoperto che lui ebbe altri meriti, non posso non ricordarti che è sostanzialmente lo scopritore, il maestro di una delle pochissime donne che sono riuscite a salire sul palco. Sto parlando di Caterina Porco, la quale era nata nel 1902, era molto più giovane del tuo bisnonno, fornita di un carattere fiero, sveglio, sapeva benissimo a quei tempi chi era questo Antonio Andrea, e poiché anche lei era molto ambiziosa, a livello locale il suo primo referente umano-artistico è stato proprio Antonio Andrea, il quale per grazia di Dio non era come molti suoi colleghi prevenuto nei confronti della donna, anzi per lui addirittura sosteneva, insieme a pochissimi colleghi, che sarebbe stato bello, radioso, entusiasmante se la gara, già all'alba del Novecento, si fosse aperta anche nei confronti del mondo femminile. Quindi noi dobbiamo dire grazie a Cucca non solo per la qualità della sua voce, che i nostri antenati descrivevano stupenda, ma anche per avere fatto, come dire, da manager, da mentore, da guida a questa autentica pepita d'oro, che ha lasciato un segno, anche lei, un segno indelebile, tanto che soltanto un anno fa Ossi ha dedicato, come è successo per tuo nonno 20 anni fa, una via del nostro paese a Caterina Porco. Quindi Cucca è stato molte cose, è stato un poeta estemporaneo, è stato uno scopritore di talenti, ora mi sono ricordato anche molto probabilmente, addirittura secondo i miei testimoni attendibili e infallibili, è stato
lo scopritore, o certamente colui che ha incoraggiato maggiormente il debuttante poeta Raimondo Biras, che è una sorta di Leopardi nostrano. Quindi tu poco fa giustamente lamentavi il fatto che certe cose non si conoscevano di questo bisnonno. Però per fortuna il mondo dell'arte è molto strano, perché sembra che certi poeti siano per varie ragioni condannati all'oblio. Poi, grazie a degli appassionati incalliti, riescono poi a emergere e a regalarci delle emozioni. Infatti io scavando ho scoperto che Antonio Andrea non era soltanto, come si diceva fino a 20 anni fa, soltanto un poeta estemporaneo, ma è stato anche un, ti ripeto, scopritore di talenti. L'unico cruccio è che purtroppo, ma questa era una caratteristica di molti suoi colleghi, ha sfiorato la scuola, pare che fosse semi-analfabeta o addirittura completamente analfabeta, ma era dotato di altre qualità, fra queste la memoria, aveva una memoria prodigiosa, che gli permetteva di ascoltare dai saggi e di trasformare questa materia in verso metallico. Quindi per fortuna a Ossi siamo consapevoli di avere una gloria importante. E adesso è bello, ecco, informare i nostri, come minimo i nostri compaesani che d'ora in poi Antonio Andrea Cucca potrà contare su un suo consanguineo che sicuramente farà di tutto per immortalarlo ulteriormente. Anzi, io ti auguro di poter un giorno scrivere un saggio dettagliato sulla figura di questo tuo illustre antenato. Infatti voglio chiudere questa intervista facendoti questa domanda: ti piacerebbe un giorno scrivere una biografia su Antonio Andrea? Sicuramente sì, chissà che non riuscissimo poi a farlo a due mani, come si dice, perché Ho a 4 occhi, io sono un po' miopi, però anch'io, anche perché appunto anche di Caterina, la prima volta che ne ho sentito parlare è proprio grazie al tuo documentario. quello inserito. Sì, intitolato William Simula racconta Antonio Andrea Cucca, dove fai vedere la casa in cui è vissuto, che io ancora non ho visto. E adesso andremo a vedere. Ok, ti ringrazio molto. In cui, ecco, queste informazioni qua sicuramente, utilizzandoti come fonte, se mi permetti, potrò inserirle eventualmente nel saggio. Sì, te lo permetto. Ok. Perché credo di essere uno dei primi estimatori di Antonio Andrea e poi tutto ciò io lo faccio per amore della cultura, di cui soprattutto oggi c'è tanto bisogno in questo pianeta mortificante. Va bene, abbiamo conversato piacevolmente con questo erede, adesso ci rechiamo nei luoghi familiari di Antonio Andrea, visiteremo una delle 2 o 3 case in cui è vissuto e poi vedremo la tomba dove da 75 anni riposa questo grande poeta. Allora, questa strada antica conduce verso la casa in cui è vissuto, una delle case in cui è vissuto Antonio Andrea Cucca, qua. Purtroppo la casa originaria è stata demolita e è stato realizzato questo nuovo edificio. Tuttavia, se questa strada potesse parlare, ti direbbe che lui qui cercò con la sua numerosa famiglia di realizzare un mulino d'acqua. Credo che ci riuscì, per un certo periodo esercitò questa attività, poi forse per ragioni economiche fece le valigie e si trasferì in una seconda casa in prossimità della Fontana Nuova, nell'ingresso del paese, che ora andremo a vedere. Allora, la vita è bella perché è imprevedibile, in quanto mentre ci stavamo recando al cimitero per vedere la tomba di Antonio Andrea Cucca, in Piazza del Popolo è sbucato il poeta Peppino Donaera, insomma, che di queste cose se ne intende. Quindi l'ho invitato a darci il suo
contributo, gli ho presentato l'erede di Cucca Danilo e adesso inviterei il nostro caro amico di recitarci questa poesia dedicatoria su cosa ci puoi dire. De Cucca, di Antonio Andria, bisogna narrare che fudi uno e so sette di l'altro so dessa poesia antica, dessa prima era, dessa poesia improvvisata in palco. E un'ottava che non dico di chi è precisamente, chi è l'attribuita a Pittano Muretti, chi è Naracche de Farina, zitta infatti sicuro a Antonio Andria. E i sosattero sono collega dell'epoca, proprio sono primo sette poeti che sono abitati, vamos a narrare, selezionati dai sazzente. I cosiddetti apripista. Ecco, so che hanno detto proprio sera di questa poesia in palco. E quest'ottava narra, secondo il suo criterio e sa giuria, conta come un fulgido astro. Testoni e potente in poesia, eleganza, su genio in pirastro. Se eloquenzia in Antonio Andria, in continis artista e vero mastro. In farinas asmusa geniales e in pittano profundos ideales. Ecco chi di Antonio Andria è calcolato su poeta eloquente. Uno dei sette. Sia dai suoi colleghi sia dai suoi popolo. Uno e so sette simboli della prima poesia improvvisata. Adesso che hanno detto proprio sera del suo palco della gara poetica. E comunque mi ha fatto piacere che io appunto uno dei suoi eredi, che adesso è sopra nipote di Antonio Andria, che non è in vita e quindi non ha più mai occasione di lo conoscere. E proprio come in quest'attimo mi l'ha presentato due. Ho voluto cogliere l'attimo, come si dice. E tu vuoi dire qualcosa all'amico? Io sono veramente onorato, vedo che molte persone hanno conosciuto oppure hanno sentito parlare del poeta, è un onore conoscere chi ha addirittura la passione della poesia e può parlarmi dell'eloquenza, no? Di questo poeta. Suo poeta eloquente. Eloquente. Per la sua facilità di parola. Non solo, ben arreionato. Non solo per la parlata, non solo per la faedata, ma più di tutto può essere ben arreionato, un uomo pulito, arreionente, educato e meda rispettoso sia di sapere aulas e sia di sommodos. Pare dotato anche di una bella voce. E poi fu dotato di una bellissima voce, fu una mezzo boges che in quest'epoca ha cattigato sul palco di Sardegna. Bene Peppino, io vi ringrazio. Io ringrazio a voi che mi avete dato la possibilità sia di conoscere questo nipote, anzi pronipote di Antonio Andria, e di mai fatto questo omaggio, questa sorpresa. Grazie. Lo ringrazio. Ora ci richiamo verso altri orizzonti. Qui siamo in prossimità della Fontana Nuova e sto facendo vedere al pronipote di Antonio Andria Cucca la seconda casa, quella più stabile in cui è vissuto tanti anni il noto poeta. Era poco più di un rudere, ma all'epoca le case di Ossi e non solo erano fatte così, con grande umiltà. Qui l'interno è molto buio, quindi si vede ben poco. E qui questa è anche la strada in cui Cucca da vecchio, carico di anni, secondo le testimonianze degli anziani, pare che si sedesse in prossimità di questi vecchi alberi per riposare, riflettere e raccontare le cose della vita ai suoi amici. Ora ci recheremo in prossimità della sua tomba per completare questo breve documentario. Si restades in pace mind allegro, s'unica via è sa pace santa, sa gente lamentosa totaganta, e su motivo
ve li spiego. Anadropuro ione e non lo nego, soffri nissos e patti di ogni pianta, preoccupa dei soro malumore, soffri tutto, massaio e pastore. Ecco, ho declamato in segno di omaggio una ottava estemporanea che Cucca declamò a Porto Torres durante una competizione memorabile. Accanto a me c'è sempre Danilo, il quale è visibilmente emozionato, ha rivisto dopo molto tempo la tomba in cui riposa il celebre poeta, ma come Danilo sa benissimo c'è anche la bisnonna Maria Antonia Sanna, una donna mite. Di solito i poeti hanno delle donne che sono dei rompicoglioni, lui invece ha avuto la fortuna di avere una donna empatica, serena, complice. Poco più sopra riposa Rachele Sanna, la cognata. Anche Rachele ha condotto una vita un po' originale. Mi è stato detto dai miei collaboratori anziani che aveva questa caratteristica. Era una specie di sarta. Generalmente faceva questi vestitini di carta, se non erro, comunque usava delle materie un po' povere, un po' particolari, con cui rivestiva i bambini morti, i bambini deceduti da poco tempo. E pare che lei facesse tutto questo con grande dedizione, con spirito cristiano. E Cucca, poeta, nutriva un grande rispetto per Rachele. Mi sembra giusto inserire in questo nuovo video questo dettaglio che mi è sfuggito nel video precedente. A Danilo vorrei chiedere cosa sta provando in questo momento davanti alla tomba dei suoi antenati. Qui ci sono le tue radici. Hai detto bene quando hai parlato di emozione, perché sono sensazioni uniche. Soprattutto trovare qualcuno esterno alla famiglia che abbia una passione, una conoscenza così profonda che mi faccia conoscere un po' quello che è il passato del mio albero genealogico, potremmo dire. È veramente qualcosa di toccante. Capire anche un po' per capire chi si è oggi bisogna andare a vedere chi è stato prima, no? E questo è quello che si è riuscito a farmi vivere oggi. Tra l'altro vorrei aggiungere questo dettaglio quando hai parlato di albero genealogico. Mi è stato detto, forse verificai alcuni anni fa in un ufficio comunale, nell'ufficio anagrafe, sembra che i Cucca provenissero da Tiesi, sì, da un paese comunque del Logudoro. Come tu sai, lui era conosciuto a Ossi anche perché aveva delle qualità in qualità appunto di artigiano, costruiva biciclette a 3 ruote, realizzava dei borsellini di pelle. Anzi, ti racconto un piccolo aneddoto. Sai che 10 anni fa, mentre intervistavo gli anziani, sono capitato a casa di questa signora che è deceduta poco tempo fa. Intervistando suo marito, carico di anni, quasi centenario, un ex partigiano, la signora ha interrotto l'intervista per farmi una piccola sorpresa. Mi mostrò, nel momento in cui stavo parlando di personaggi locali, quindi inevitabilmente di Cucca, un borsellino, quindi un cimelietto. La signora che conosceva il fatto suo non mi ha, credimi, permesso neppure di prendere in mano questo prodotto artigianale del noto poeta. Infatti ci rimasi un po' male, un po' come quando tu a un bambino fai vedere una torta, certo, e poi ritiri qual è stata l'unica volta che tecnicamente sono riuscito a vedere un'opera non poetica, diciamo così, ma comunque prodotto dalla sua fantasia di Antonio Andrea. Peccato, perché quel borsellino, non so, oggi che si ricorda appunto ripetutamente Cucca, anche quel piccolo dettaglio, perché no, avrebbe suscitato curiosità, insomma, soprattutto nella schiera dei suoi estimatori. Benché fosse vuoto, quel borsellino aveva la sua preziosità. Quindi... il suo contenuto, diciamo, immateriale. Sì, infatti la signora, te lo ripeto,
non lo usava per metterci le monetine, per la quotidianità, Ok. per comprare i prodotti della casa. Proprio lo usava come un cimelio, come un'autentica, come dire, pepita d'oro da difendere a tutti i costi. Infatti non consentiva a nessuno. Gli tocca. Ma anche il marito rimaneva un po', insomma, esterrefatto di fronte all'atteggiamento possessivo di questa donna, insomma, che comunque, dai, ci ha regalato una piccola emozione, mi ha messo in grado di raccontare questo curioso aneddoto, col quale vogliamo chiudere con simpatia questa escursione in cui Danilo ha voluto, come dire, lasciare il suo segno e dare il suo piccolo contributo.